Si è svolto a Licata, città natia dello scrittore Francesco Pira, la prima presentazione del libro scritto a quattro mani con il collega Raimondo Moncada, Fake News, manuale semiserio di sopravvivenza contro le bufale, edito da Medinova, casa editrice indipendente fondata dal dottore Liotta. L'evento si è svolto presso il porto turistico di Marina di Cala del Sole. Il libro vanta la prefazione di Stefano Vaccara, direttore della Voce di New York. La copertina è del maestro Nicolò D'Alessandro e una foto di Irene Moscato. La giornalista e docente di lettere Cristina Gaziano ha condotto la serata, che è stata allietata dal maestro Paolo Grillo, giovane musicista licatese. Tra le prossime presentazioni previste quelle di venerdì 17 a Canicattì, sabato 18 a Sciacca e prossimamente nella prima decade di agosto ad Agrigento e Realmonte. Un mio libro a Licata è sempre un'emozione particolare, non c'è dubbio che farlo però in un momento in cui ci sono delle restrizioni e quindi riesci ad avere il piacere di vedere il pubblico, ma non è tutto il pubblico che puoi vedere, non è nemmeno tutto quello che vorresti, perché si è abituati a presentazioni di altro tipo. Però Fake News esce in un momento molto particolare, un tema di grandissima attualità. Proprio durante l'emergenza Covid, e lo specifica anche Stefano Vaccara nella sua prefazione, la diffusione di fake news è stata notevole. Noi abbiamo provato, e lo stiamo ribadendo nelle varie presentazioni che faremo, anche quelle che abbiamo fatto online, che si tratta di un libro, nella prima parte, quella che ho curato io, molto divulgativo su cosa sono le fake news e come combatterle. Nella seconda parte invece Raimondo Moncada è riuscito a fare qualcosa di straordinario, cioè inventare delle fake news talmente inverosimili che possono anche essere credute. La prima volta non si scorda mai, la prima volta Licata con questo nuovo lavoro, Fake News, manuale semiserio di sopravvivenza contro le bufale, scritto col sociologo ed esperto in comunicazione e giornalismo Francesco Pira. Emozionatissimo, una prima presentazione con tanti amici, tanto pubblico al porticciolo turistico, è stata davvero una grandissima emozione. Ecco, provare a spiegare questo lavoro che ha come obiettivo ambizioso, ecco, quello di far aprire gli occhi e far aprire anche il cervello alle persone che scorrono senza più attenzione, direi anche senza più materia grigia, ecco, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, senza badare più al contenuto delle notizie, sorbendosi praticamente tutto. Ed è il lavoro, ecco, che abbiamo fatto con Francesco Pira. Lui si occupa in maniera rigorosa, scientifica, ecco, delle fake news, tra l'altro è un esperto riconosciuto a livello nazionale. Io mi occupo invece della parte fantascientifica, le sparo più grosse, ecco, di tutte le fake news che ho incontrato da 2 o 3 anni a questa parte. Fake News è un libro importante scritto a 4 mani da Francesco Pira e Raimondo Moncada. La parte scientifica, analitica, che ci permette di capire cosa significa una falsa notizia, composta da Francesco, e poi Raimondo invece in una scrittura creativa per far capire come si possono costruire le false notizie. È uno dei libri importanti che Medinova presenta in un momento particolare che è di grande anche attualità, perché purtroppo è un mondo invaso dalle false notizie.